In arrivo la prima perturbazione dell'autunno, da domani piogge intense in particolare sul Levante, lunedì attesa una violenta mareggiata, maltempo almeno sino alla metà della settimana prossima. Riapre lunedì il guardaroba cittadino a Chiavari, rinnovato e ristrutturato, mira ad offrire un servizio attento e rispettoso per ridare dignità alle persone in difficoltà. L'Orchestra Nova Angelo Ricobaldi si esibirà a Rapallo a sostegno del progetto Acqua, Fuoco e Farina, realizzato nella zona più povera dell'Etiopia. Domenica alle 16 il concerto. Continua il limbo di incertezza nel quale si trova la Virtus Entella. La squadra prosegue negli allenamenti, ma mancano gli stimoli sul campo. Martedì la riunione straordinaria della Federazione Gioco Calcio. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura ci occupiamo dell'ondata di maltempo che è in arrivo anche sulla nostra regione. È arrivato infatti il vero primo passaggio autunnale della stagione che porterà precipitazioni abbondanti. Per quanto riguarda il Tigullio si comincerà ad entrare nel vivo dal pomeriggio di domani. Pioggia anche nella giornata di mercoledì prossimo, anche se nel mezzo è prevista un'intensa mareggiata che colpirà in particolare le coste del Levante. Abbiamo fatto il punto con i previsori Limit. Sentiamo. L'autunno, come dire, farà sul serio, quindi una prima perturbazione subito intensa che riguarderà le zone più del Medio Levante nel corso di questo weekend. C'è da dire che l'apporto sarà importante, abbastanza diluito, accompagnato da venti meridionali da sud. Un altro fattore positivo è sicuramente il fatto che il territorio, quindi i bassi strati, non si trovano in condizioni di saturazione, quindi ci sarà una possibilità di assorbire questo carico di precipitazioni. Riteniamo che da qui a domenica pomeriggio le cumulate che appunto si concentreranno sul Medio Levante potrebbero anche superare i 100 mm nelle zone di picco. Dopodiché una pausa nelle precipitazioni, almeno per quanto riguarda il Tigullio, però a preoccupare in questo caso sarà il mare, lo scirocco. Esatto, intanto possiamo dire per quanto riguarda le precipitazioni, lunedì tenderanno a interessare maggiormente l'area del Ponente e del Savonese. Qui diciamo un'attenzione particolare perché non è passato troppo tempo dall'ultimo passaggio che ha scaricato oltre 300 mm sulla zona soprattutto del Savonese interno, quindi lì magari una criticità maggiore per quanto riguarda smontamenti eccetera. Sul Levante pausa, il che non vuol dire che non pioverà, ma le precipitazioni saranno più diluite, più moderate, ma effettivamente poi questo ingresso del sud-ovest con una depressione proprio molto stretta, quindi tipico tempo autunnale, venti molto forti sul Mar Ligure, soprattutto nella seconda parte di lunedì, che poi potrebbero produrre questa mareggiata importante tra lunedì sera e la notte su martedì. Dopodiché ci spingiamo ancora più in là, anche se sappiamo che la validità delle previsioni in questo caso viene meno percentualmente, ritornerà la pioggia e questo sarà più complicato perché avrà piovuto comunque nei giorni precedenti. Esattamente, ecco, quindi ancora per mercoledì un altro affondo di una saccatura sull'ovest mediterraneo darà un nuovo richiamo umido su tutto il Tirreno, quindi Liguria ancora interessata da piogge diffuse e andremo poi a verificare dove sono stati i maggiori carichi di pioggia in questi giorni, nelle prossime 48-72 ore, quindi dove si potrebbe aggravare la criticità con l'aggiunta di nuovi rovesci. Questa mattina, poco dopo le 4:15, i vigili del fuoco del distaccamento portuale a Genova sono intervenuti con la motonave nel bacino della Darsena, vicino al Museo del Mare, per soccorrere un peschereccio di 20 metri alla deriva. Stiamo vedendo la fotografia. A bordo non c'era nessuno, la motonave ha trainato al molo l'imbarcazione e l'ha nuovamente ormeggiata. Il motivo della perdita degli ormeggi è al vaglio della Capitaneria di Porto. Il guardaroba cittadino di Chiavari riapre lunedì prossimo. I locali ai piedi del santuario di Sant'Antonio sono stati riaffrescati e riallestiti. I giorni di apertura al pubblico saranno il lunedì e il giovedì, secondo i consueti orari. Per conferire indumenti in buono stato è possibile recarsi al guardaroba il giovedì dalle 16 alle 18. Sentiamo. Il guardaroba cittadino di Chiavari concretizza una precisa opera di misericordia corporale. È quello di dare la veste a chi è nudo, e cioè quel segno che rispetta la sua dignità, rispetta la sua singolarità, rispetta la sua
capacità di porsi nel mondo con relazioni di normalità. Nel corso di 15 anni l'esperienza chiavarese è cresciuta e maturata, favorendo la collaborazione tra le parrocchie cittadine e osservando la progressiva crescita morale e materiale delle persone assistite. Attraverso questi incontri si nota anche la capacità per molte famiglie di passare dalla prima indigenza, per cui vengono a chiedere un po' tutto, a un'indigenza diversa perché magari trovano il lavoro, mettono su casa e loro dal tipo di domande che loro fanno comprendiamo come adagio adagio c'è un percorso di autonomia. La struttura nel corso dell'estate è stata ripulita e rinnovata. Da lunedì tornerà alla sua piena operatività. Il lunedì è dedicato agli italiani di pomeriggio dalle 4 alle 6, il giovedì mattina dalle 9 a mezzogiorno invece per gli stranieri. Il servizio è svolto da un gruppo di volontari che tuttavia necessitano anche di nuove forze. Abbiamo bisogno anche di uomini perché siamo donne, a volte abbiamo cose anche pesanti, scatoloni da muovere eccetera, anche giovani, se c'è qualche giovane volenteroso benissimo, siamo qui ad aspettarlo. Gli indumenti si raccolgono il giovedì dalle 16 alle 18 e devono essere puliti in buono stato per dare qualità ad un servizio svolto con attenzione e rispetto. Noi cerchiamo di dare sempre capi in buono stato proprio perché loro stessi capiscono che noi rispettiamo, ma si devono rispettare anche loro, non si devono lasciare andare perché anche un povero ha la sua dignità. Anche perché è un servizio non di scarto per gli scarti, ma di dignità per la persona. In diocesi si aprono oggi le celebrazioni per la 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico. Vediamo la notizia sul nostro sito. Questa sera alle 21 nel Salone della Casa della Gioventù a Rapallo si terrà un incontro pubblico sul tema Il valore del luogo di culto, esperienza di Dio, incontro tra gli uomini. Interverranno Paolo Naso, docente di Scienze Politiche e coordinatore del Master in Religione e Mediazione Culturale all'Università La Sapienza di Roma, Alfredo Maiolese Faisal, presidente dell'Alleanza Islamica Europea. Domani alle 10, sempre a Rapallo, si svolgerà una mattinata di incontro e conoscenza e scambio tra giovani cristiani e musulmani. Seguirà il pranzo insieme a base di couscous. Domenica alle 16 nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna a Rapallo si esibirà l'Orchestra Nova Angelo Ricobaldi. L'ensemble, diretto dalla figlia del compianto musicista Maurizio Ricobaldi, proporrà un ampio repertorio di musica sacra e sinfonica. L'iniziativa è organizzata per sostenere il progetto Acqua, Fuoco, Farina in Etiopia. Sentiamo di che cosa si tratta. In che cosa consiste il progetto Acqua, Fuoco e Farina che volete sostenere? È un progetto che è iniziato, che Padre Bernardo porta avanti da 2 anni nel sud dell'Etiopia, che prevede la costruzione di pozzi proprio nella zona più povera, diciamo, dell'Etiopia, dei forni pirolitici per aiutare a riscaldare le abitazioni e delle macine per poter macinare il grano e le loro farine che utilizzano. Chi sono i componenti? Possiamo anche descrivere l'Orchestra Nova Angelo Ricobaldi? Sì, l'orchestra appunto è intitolata Angelo Ricobaldi, che è il fondatore appunto di questo ensemble. È un'orchestra di strumenti a plettro, mandolini e chitarre, che è stato fondato dal maestro agli inizi degli anni 70. E nasce come un'orchestra giovanile, quindi per i bambini e per i ragazzi, e quando poi il maestro è venuto a mancare negli anni 90 il progetto è stato portato avanti da sua figlia Maurizia Ricobaldi. Ovviamente nel frattempo noi siamo diventati adulti e continuiamo a portare avanti però appunto quest'ideale del maestro, quindi le sue trascrizioni, i suoi adattamenti, e con questo siamo in grado di proporre anche il grande repertorio. Quali sono le caratteristiche del programma che proporrete? Allora, è un programma essenzialmente di musica classica, in quanto le caratteristiche dei nostri strumenti, che sono mandolini e chitarre, ci consentono di suonare anche le partiture molto importanti. Abbiamo in repertorio anche brani molto importanti, tipo il primo movimento della Quinta Sinfonia di Beethoven, il primo movimento della Seconda Sinfonia di Schubert, abbiamo Verdi, abbiamo Bolero di Ravel e molti altri brani, Mozart, eccetera. E questo secondo me è una caratteristica che come strumenti a plettro pochi hanno.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore del mantenimento del piccolo borgo denominato Case di Noè, collocato nella frazione di San Maurizio di Monti a Rapallo. Una notizia accolta con gioia dai tanti che si erano mobilitati a sostegno di questa minuscola porzione di territorio, in primis il Circolo La Pulce di Rapallo. La battaglia era iniziata anni fa, quando era stata annunciata l'imminente demolizione di una delle abitazioni del borgo, poiché la stessa non sarebbe stata riconosciuta come edificio rurale di valore testimoniale. Da qui era partita la campagna Giù le mani dal Civico 31, con successivo sequestro nel 2016 da parte della Polizia Giudiziaria delle pratiche inerenti al progetto in comune. Il Consiglio di Stato ha ripagato gli sforzi di uno degli abitanti di questo borgo che non si è mai arreso, continuando a vivere in quella casa. E nel programma di sviluppo rurale sono contenuti 1.830.000 euro destinati a comuni e ad enti parco per finanziare progetti finalizzati alla manutenzione e al ripristino di sentieri, al riequilibrio strutturale dei boschi, al miglioramento del suolo forestale e anche alla sua fruizione. Queste risorse ottenute dal Tigullio e dal suo entroterra saranno destinate in particolare a progetti presentati dai comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, San Colombano Certenoli, Orero e Borzonasca. Finanziamenti in arrivo anche per il Parco dell'Aveto e di Portofino. Prosegue la situazione surreale nella quale si trova ormai da diverse settimane la Virtus Entella. In attesa della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Lega B contro la decisione di allargare il campionato a 22 squadre, l'attenzione è puntata sulla riunione straordinaria della Federazione Italiana Gioco Calcio convocata dal presidente Gravina il prossimo 30 ottobre. Per la squadra biancoceleste proseguono gli allenamenti sotto la guida del mister Boscaglia. Sentiamo Andrea Paroni. È un momento particolare per l'Entella. Voi giocatori come lo state vivendo? Sì, passiamo al calcio non giocato perché da più di un mese non stiamo giocando. Insomma, l'Entella è un po' sulla bocca di tutti, su tutti i giornali ultimamente. E aspettiamo la fine di questa situazione incredibile. Speriamo che gli sviluppi siano positivi come sembra essere. E il gruppo niente, il gruppo va avanti, la squadra si allena, cerca di trovare energie positive per allenarsi e rimanere a un certo livello di forma, anche se poi il sabato l'adrenalina della partita manca a noi, ma penso manchi anche e soprattutto alla città di Chiavari. Tra l'altro ogni giorno ci può essere una notizia, si rinvia di settimana in settimana, di appuntamenti a appuntamenti, questo credo che renda ancora più difficile il vostro lavoro. Sì, non è facile perché anche noi viviamo molto la quotidianità, non hai mai un programma ben definito anche sugli allenamenti, perché magari può capitare una sentenza che ti dica tra 5 giorni si riparte con delle partite ufficiali, devi farti trovare pronto. Speriamo davvero di essere alla fine di questo, passatemi la parola, calvario, e perché non vediamo l'ora di giocare, insomma è il nostro lavoro, la nostra vita e vogliamo fare quello. Per concludere, Andrea Paroni, come sta? Ti abbiamo lasciato con un infortunio. Sì, questo tempo di inattività della squadra mi ha permesso insomma di recuperare dei giorni, quindi prossima settimana, se tutto procede così, dovrei riaggregarmi al gruppo e niente, quindi dai, andiamo avanti così. Il Comune di Chiavari ha stanziato 31.400 euro per l'asilo nido Il Castello Incantato, il nido di Pierino, e per l'educatore domiciliare Un nido per volare. Il contributo sarà erogato alle famiglie dei bambini che frequentano questi asili nido non statali per alleggerire le spese relative alla retta di frequenza per l'anno scolastico 2018-2019. Dal mese di novembre ripartirà il progetto Genitori a Mensa avviato dal Comune di Sestri Levante. Si tratta di un percorso di educazione alimentare che prevede la possibilità per 5 genitori in ciascuna classe di essere ospiti a mensa insieme ai figli. I genitori potranno gratuitamente prenotare un pasto nei giorni di rientro dalla scuola frequentate dal figlio il mattino stesso, confermando la presenza alle insegnanti o al personale collaboratore scolastico in maniera anonima. Dall'inizio del nuovo anno scolastico, nella gestione del centro di cottura di Via Lombardia è entrata la società partecipante
partecipata Stella Polare, la cui intenzione è avviare nuove iniziative legate all'alimentazione e alla lotta agli sprechi. Il centro cottura è già stato riammodernato con la sostituzione di forni, apparecchiature e contenitori per il trasporto dei pasti nei diversi plessi scolastici. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutte le altre notizie e gli aggiornamenti. La droga e il degrado, trappola per Desirée, così titola Avvenire. La drammatica ed emblematica vicenda della ragazzina di Latina, arrestati 3 stranieri irregolari sospettati delle violenze. Adolescenti a rischio per stupefacenti e solitudine. A Roma si muovono le donne per dire basta allo sfascio. Sabato manifestazione apartitica, trasporti rifiuti in emergenza. L'Italia a rischio valanga, ultimo appello di Mario Draghi. Conte e Savona assicurano siamo solidi, spread in calo ma sale l'allarme delle banche. Nelle pagine interne di Avvenire sosteniamo la vita, la Corte fa riflettere, il cardinale Bassetti, presidente della CEI, sempre accanto a chi soffre per vincere solitudine e disperazione, in campo anche il forum delle associazioni familiari e Family Day, il ministro della salute Grillo dice in eutanasia ora si apra il dibattito. E siamo adesso al secolo XIX, rimborsi per gli sfollati e sostegno alle imprese, premisi al decreto Genova, intervista al segretario della UIL Barbagallo che dice ora via al terzo valico alla Gronda. Inchiesta sul crollo dai PM, invito a comparire ai vertici di Autostrade, il voto finale alla Camera entro mercoledì per il decreto. Spread banche sotto tiro, Banca Italia vigilerà sugli istituti a rischio. E poi beatificazione di Donnando, fine istruttoria il 1° novembre, il sacerdote di Chiavari, appunto la sua causa di beatificazione viene chiusa nella fase diocesana il 1° novembre alle ore 17:30 nella cattedrale di Chiavari. E poi il treno cisterna esce dai binari, ore di paura a Rapallo. Andiamo a vedere sulle pagine del Levante, sfiorata un'altra Viareggio, stavolta però è andata benissimo così, notti di paura per lo sviamento della cisterna di un merci carico di cloroformio, un rumore forte e stridente, poi la sirena. Mobilitati pompieri Polfer, tecnici della rete ferroviaria italiana, addetti di Trenitalia, ritardi su tutta la linea. E siamo adesso invece ad un'altra pagina del secolo XIX, Levante, anzi Sestri Levante, neonato rischia di morire, lo salva la zia infermiera. Edoardo ha avuto una grave crisi respiratoria a 7 giorni dalla nascita, è sopravvissuta grazie all'intervento immediato della sorella della madre. La nonna materna dice è nato il giorno degli angeli custodi che lo hanno protetto. E riprendiamo ora la notizia di apertura perché nel frattempo dalla Protezione Civile della Regione Liguria è stato emanato lo stato di allerta meteo per la giornata di domani. Come vedete già anticipato nelle immagini che manda in onda la regia, l'allerta è gialla su tutta la Regione Liguria. Un'allerta che è stata diramata oggi intorno alle 13:10 dopo aver studiato le carte e anche l'evoluzione della situazione meteorologica per quanto riguarda la nostra regione. Un'allerta gialla per pioggia, andiamo a vedere il dettaglio della zona C, quella che ci riguarda più da vicino. Si potranno quindi verificare temporali e piogge diffuse nel nostro bacino a partire dalle ore 6 di domani mattina e sino alla mezzanotte per quanto riguarda i bacini piccoli e medi, mentre per quanto riguarda i bacini grandi l'allerta scatterà a partire dalle 15 di domani. Nel frattempo diversi organizzatori degli eventi per il fine settimana hanno già assunto alcuni provvedimenti rinviando manifestazioni che erano in corso proprio per questo fine settimana. Ci fa il riepilogo della situazione dalla redazione Giacomo Rizzi. Grazie Cristina. Proprio a causa del maltempo alcuni degli eventi in programma per sabato 27 e domenica 28 ottobre saranno rimandati. Per quanto riguarda sabato 27, la castagnata del gruppo Pino Solari, che si sarebbe tenuta in piazza Rupinaro a Chiavari, è stata spostata a sabato 3 novembre. Invece a Genova, l'evento dedicato alla fotografia Genova Likes You, uno scatto d'orgoglio, è stato posticipato al 10 novembre, sempre mantenendo le stesse location, piazza De Ferrari, via Garibaldi, piazza San Lorenzo, Porto Antico e Boccadasse. Per quanto riguarda invece domenica 28 è stata spostata la manifestazione della transumanza che si sarebbe dovuta tenere a Santo Stefano d'Aveto e invece si terrà l'11 novembre. Poi l'agricastagnata, in programma ai giardini pubblici di via Piani a Carasco, è stata rinviata al 4 novembre. E infine la camminata tra gli olivi, organizzata dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, è stata rinviata a domenica 18 novembre. Aspettando aggiornamenti ripasso la linea allo studio.
Grazie, parliamo ora dei disagi che si sono verificati anche questa mattina per la circolazione ferroviaria nel Levante dopo l'uscita dai binari di una cisterna che trasportava cloroformio avvenuta ieri mattina a Rapallo, l'incidente che ha danneggiato la linea per oltre 3 km, il cui intervento di ripristino si concluderà domani, pertanto dalle 6:50 di questa mattina un guasto alla linea elettrica nel nodo di Genova ha reso inutilizzabili 4 binari della stazione di Piazza Principe. Insomma, diversi disagi che si sono verificati questa mattina, per cui diversi treni hanno viaggiato in orario. I treni utilizzano gli altri 5 binari disponibili con allungamenti medi dei tempi di viaggio sino a 45 minuti. E poi la cronaca, 2 ragazzi di 18 e 16 anni residenti rispettivamente a Chiavari e Lavagna sono stati denunciati dai carabinieri di Sestri Levante. Gli agenti, durante la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, li hanno identificati come autori del furto di una bicicletta avvenuto lo scorso 20 ottobre. Il velocipede è stato recuperato e restituito al proprietario. Concludiamo con una notizia che riguarda il villaggio del ragazzo. Nicola Visconti, o meglio un operatore del villaggio del ragazzo, Nicola Visconti, direttore dell'area formazione del villaggio del ragazzo, è il nuovo presidente di ASSO-CEI, che è l'associazione degli enti di formazione di ispirazione cristiana. Visconti resterà in carica per il prossimo triennio 2018-2021. L'ufficio di presidenza sarà composto anche da Suor Michela Pellizzari e Stefano Morando. Si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Telepace torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.